Buonasera. Allora io illustro il percorso che abbiamo fatto in Trentino nell'applicazione dei meccanismi di sicurezza e privacy. Siamo partiti 3 anni fa, e dove siamo arrivati e dove vogliamo andare. Queste sono l'articolazione dell'intervento, quindi vi parlo del contesto della sanità elettronica in Trentino e gli strumenti e le varie determinazioni, deliberazioni, regolamenti che abbiamo attivato in Trentino e dove stiamo andando. Tutte queste cose le trovate anche sul sito aziendale e sono accessibili ai cittadini e anche a voi. E questa slide dà una rappresentazione della sanità elettronica in Trentino. A fine 2010, l'attività 2010, abbiamo quasi 9 milioni di referti, più oltre una ventina di milioni di documenti digitali della sanità. Abbiamo dei meccanismi per fare interoperare i vari sistemi interni all'azienda, sistemi esterni verso i medici, medicina generale tramite il progetto Ampere, e dove stiamo andando verso l'apertura verso il cittadino. Questa è la situazione all'altro giorno. Qui abbiamo i referti, sono oltre 10 milioni, circa la metà sono cose di laboratorio e degli altri servizi, e la parte ambulatoriale, le lettere di dimissione, le consulenze fra i reparti. E abbiamo sostanzialmente dei sistemi che gestiscono tutta l'attività fatta dai professionisti sanitari dei 7 ospedali aziendali, e anche, voi vedete nella parte più in basso, anche abbiamo 5 strutture accreditate che fanno attività ospedaliera. Queste sono quasi tutte interconnesse e utilizzano i sistemi aziendali o direttamente o tramite dei meccanismi di interoperabilità, soprattutto per quanto riguarda le immagini, il PACS e il sistema di recovery. E l'interfacciamento, l'interoperabilità di queste strutture avviene con i meccanismi analoghi all'interoperabilità dei medici di medicina generale. Questa è la distribuzione dei referti. Tiro un po' via perché mi hanno detto devo accelerare. Qui abbiamo di questo sistema informativo ospedaliero l'utilizzo da parte dei professionisti sanitari, che continua a aumentare con quei numeri che vedete. Rispetto all'anno scorso aumentano circa di un 30% i varie tipologie di attività, alcune funzionalità come i certificati digitali di malattia o la ricetta elettronica tramite un meccanismo di servizio di accoglienza regionale viene gestita direttamente in connessione con Sogei, col Ministero delle Finanze. Attraverso questo sistema, nei primi 9 mesi e mezzo di quest'anno, abbiamo avuto quasi 500.000 contatti fra pronti soccorsi, ricoveri, accessi ambulatoriali, e mano a mano che andiamo avanti con l'informatizzazione gestiamo i consensi a livello di contatto, come dirò dopo. Nel sistema sono integrate anche le strutture accreditate, sia di laboratorio, come ho detto, di esami radiologici, e nel 1° ottobre abbiamo attivato anche il servizio
delle impegnative elettroniche. Qui c'è un errore perché ho dimenticato un numero, le ricette elettroniche sono 250.000. In questi 20 giorni di ottobre ne facciamo più di 20.000 al giorno, nei giorni feriali. Per darvi un'idea dell'informatizzazione, l'accesso alla documentazione sanitaria da parte dei sanitari, voi vedete che la prima riga della slide, gli accessi alla documentazione sanitaria sono passati dai 3 milioni e 3 del 2010. Già i primi 9 mesi e mezzo di quest'anno sono 4 milioni e 100 e andremo sui 5,5, quindi c'è un aumento del 50%, come ci sono aumenti del 50 o del 30 sulle consulenze, sull'attività ambulatoriale. Questi invece sono i numeri dei medici che utilizzano i sistemi informativi aziendali, siano medici dipendenti o medici delle strutture accreditate o medici convenzionati tipo SAI, specialisti ambulatoriali convenzionati. Voi vedete che abbiamo più di 1.000 medici che accedono alla documentazione digitale, 550 che fanno referti digitali in ambulatorio, 730 che fanno consulenze, perché le consulenze sono obbligatorie in formato digitale dall'anno scorso in azienda. E quest'anno hanno già fatto i 302 medici, hanno fatto più di 3.500 certificati di malattia digitale che vanno direttamente al Ministero. Questo è il contesto. Vi spiego cosa abbiamo fatto e come abbiamo organizzato il problema privacy. C'è un gruppo privacy aziendale in cui ci sono tutte le componenti professionali, dagli avvocati agli informatici, agli ingegneri clinici, alle direzioni sanitarie dell'azienda. E c'è un gruppo SICO, che è il gruppo, vuol dire sistemi informativi a continuità operativa, per garantire le ripartenze e affrontare al meglio eventuali incidenti sui vari sistemi informativi. Viene redatto annualmente il documento della programmatico sulla sicurezza. Ci sono le procedure sostitutive non solo per i problemi informatici, anche per i vari tipi di processi, dei pronti soccorsi, dei laboratori, della radiologia. Cioè i dipendenti che lavorano in questi servizi sanno come affrontare o hanno una descrizione come affrontare problemi di incidenti di tipo informatico, ma anche incidenti di altro tipo perché manca l'acqua o la luce o qualcos'altro. C'è un piano aziendale di business continuity, ci sono i registri dei trattamenti, tutti questi sono informatizzati. Abbiamo avuto 2 ispezioni del nucleo privacy nel 2009 e anche ad aprile di quest'anno, che abbiamo superato positivamente, e vediamo cosa guardano i finanzieri quando vengono a controllare. C'è tutto un sistema di automatizzato di richieste di profili e di abilitazioni e disabilitazione di incaricati ai trattamenti. La prima delibera fondamentale del 2009, e qui abbiamo definito un sistema integrato per la gestione del consenso. Un sistema integrato è integrato con la medicina generale, che è stato definito ancora nel 2007 e nel 2008, è stato perfezionato. Praticamente c'è un consenso generale, il cittadino dà un consenso e da quel momento poi vale il consenso generale. Poi nei vari eventi il cittadino può esprimere anche un consenso di evento o di contatto che può cambiare rispetto a quanto espresso nel consenso generale. Poi ci sono dei trattamenti particolari o supersensibili.
Poi c'è la tracciatura di tutti gli eventi sui sistemi sanitari che trattano dati sensibili. Dopo abbiamo perfezionato queste formalizzazione delle regole nel 2010, perché le cose si evolvono e per stare al passo con la tecnologia e con le regole che vogliamo perfezionare. Comunque lascio tutta questa documentazione che, come detto, è accessibile sia le delibere che gli allegati che quant'altro sul sito aziendale. C'è un'area che si chiama informativa e consenso privacy, in cui trovate tutte le direttive aziendali e anche le informative. Salto velocemente le introduzioni. Questa è l'informativa di tipo semplificato, non ha questa forma qua perché è un'informativa che vale sia per le strutture aziendali che per i medici di medicina generale. L'informativa è stata condivisa e la stessa informativa sta nei studi dei medici di medicina generale e nelle strutture aziendali. Questa è l'informativa scritta molto piccola che c'è e che è una delle cose che verificano fondamentalmente i finanzieri quando vengono, che ci sia l'informativa in tutte le realtà, nei pronti soccorsi, nelle radiologie, nei laboratori, nelle accettazioni, in tutti i punti in cui vengono fatti i trattamenti. Allora, questa è la situazione dei consensi all'altro giorno. Noi abbiamo raccolto l'83%, quindi quasi 440.000 i trentini hanno espresso il consenso, e ci sono dei meccanismi sia via internet, la maggior parte è raccolta dai medici di medicina generale, come vedete il 90% è raccolto dai medici, o via meccanismi automatici o via un accesso internet, e 28.000, la parte che sta aumentando è l'ultima riga, avviene tramite i contatti che ha il cittadino che non ha ancora espresso il consenso generale. Questa è la situazione di Ampere. Ampere è il progetto che permette la comunicazione bidirezionale fra sistemi informativi aziendali e la medicina generale. Voi vedete, ci sono stati oltre 2 milioni di referti che sono andati dalle strutture aziendali e anche dalle strutture accreditate ai medici di medicina generale. Noi abbiamo attivato un concetto di contitolari. Le strutture accreditate sono dei contitolari che lavorano con noi e rispettano le regole secondo disciplinare che vedete dopo. E vabbè, i consensi espressi, questi sono i consensi di tipo generale, sono l'83%. Ormai penso che entro fine anno arriveremo al 90% perché abbiamo attivato anche quelli del laboratorio. Quasi tutti hanno un accesso ambulatoriale. Allora, questa è la modalità per esprimere via internet sul sito aziendale il consenso, o cambiare il consenso o togliere il consenso. Questi sono i tipi di consenso che abbiamo previsti. Lo 0 è la non espressione del consenso, il 3 è il consenso ai titolari, ai medici di medicina generale e alle aziende e alle strutture accreditate e alla comunicazione fra questi. Il 5 è il consenso ai medicina generale e azienda senza la comunicazione. Vabbè. Dall'anno scorso abbiamo attivato questo consenso di contatto in cui per ogni accesso di pronto soccorso, di ricovero o di prestazione ambulatoriale il cittadino, anche se non ha espresso il consenso, lo esprime in questo momento. E se ha espresso anche un consenso di tipo generale, può modificare il tipo di consenso per quell'evento singolo, per quel contatto, per quell'accesso di pronto soccorso, per accesso ambulatoriale.
I tipi di consenso quindi sono un po' diversi rispetto a quelli di tipo generale. Praticamente se non l'ho espresso esprime il 3 diventa un consenso di tipo generale. Il 5 permette il collegamento e la comunicazione fra l'azienda e le strutture accreditate del Servizio Sanitario Provinciale. Il 6 è il consenso più ristretto, quindi quell'evento e la documentazione digitale di quell'evento resta all'interno del titolare che lo ha generato. Il 7 è un consenso fra le strutture eroganti, che sono l'azienda sanitaria o le strutture accreditate, e il medico di medicina generale, quindi va direttamente la comunicazione fra, siccome i soggetti titolari, le tipologie di soggetti sono 3, sono più articolati. Poi ci sono alcune regole che abbiamo aggiornato, come di poter accedere alla documentazione nei 180 giorni prima o dopo, per esempio, un ricovero. Ci sono dei meccanismi per gestire la supersensibilità, che sono le supersensibilità, sono l'HIV, il CERT, adesso vedete l'elenco. Questa è la definizione di documenti che sono protetti da leggi particolari, quindi sono definiti supersensibili, e per accedere a questi documenti definiti supersensibili, chi accede successivamente deve dare una motivazione particolare. Queste sono le motivazioni ad oggi previste con le regole che ci siamo dati. Le pertinenze le lascio perdere. Questi sono i numeri di quest'anno. Allora abbiamo 516.000 contatti fino all'altro giorno. La maggior parte chiaramente viene fatta nell'attività ambulatoriale perché numericamente è la più significativa. I consensi di contatto al 97% sono il consenso più ampio, il 6 che è il consenso più ristretto è il 2,5%, gli altri tipi sono lo 0,5, quindi sono abbastanza relativi. E dal 1° settembre gestiamo anche il contatto sul laboratorio, che poi lo estenderemo a quasi tutti i sistemi di accettazione. Questi sono i numeri delle cose supersensibili, definite dai professionisti dell'azienda o delle strutture accreditate come supersensibili. Voi vedete che sono il meno dell'1% dei casi. E la seconda parte invece sono 100.000 accessi. 100.000 accessi sono il 2,5% degli accessi che hanno una motivazione particolare. Vedete che quasi 40.000 sono fatte dalla polizia, perché abbiamo messo qua anche gli accessi della polizia per i pronti soccorsi o per altri motivi, per esigenze diagnostiche. Per esempio sono teleconsulti fra ospedali in cui non c'è un vero e proprio contatto, perché l'ospedale che fa il teleconsulto non ha aperto un contatto, ma viene fatto su una persona ricoverata o in pronto soccorso in un altro ospedale, e vari altri tipi o pazienti in urgenza o altre cose o altre casistiche. Allora, per gestire poi tutto abbiamo definito un disciplinare che tutti i soggetti che entrano e che sono accreditati nel Servizio Sanitario Provinciale sottoscrivono. È un insieme di regole che per condividere il consenso e per condividere i trattamenti. Vabbè, qui salto. I tipi di trattamenti sono questi. I soggetti esterni sono tutti quelli che hanno una convenzione, anche per esempio le case di riposo, che per noi è un fenomeno abbastanza importante perché sono quasi 5.000 persone che stanno nelle case di riposo del Trentino o altri soggetti.
poi vabbè, non ci facciamo mancare niente, continuiamo a aggiornare i vari tipi di disciplinare, questo verso i dipendenti. Una delle cose che è stato detto è proprio la formazione, il continuo aggiornamento verso i dipendenti che continuiamo a fare in tutti i distretti, però vabbè, dico dopo le segnalazioni. Siccome l'azienda continua a cambiare, continuiamo a cambiare i responsabili interni, in parte anche i responsabili esterni, ma i responsabili esterni hanno dei ruoli più definiti. I responsabili interni invece cambiano in base all'organizzazione, anche se ormai la maggior parte dei trattamenti, noi abbiamo circa un centinaio di trattamenti definiti aziendalmente, diciamo del servizio sanitario provinciale, e sono quasi tutti di interesse provinciale. Ormai non c'è quasi più nessun trattamento che ha un ambito ristretto di ospedale o di struttura. Questo è quello che abbiamo fatto. Adesso stiamo andando verso l'apertura del servizio sanitario ai cittadini. Finora abbiamo fatto gli utenti interni, i professionisti esterni, quelli delle strutture accreditate, i medici e medicina generale. Poi, siccome non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche dentisti che lavorano in convenzione col servizio sanitario provinciale, abbiamo tante fattispecie di trattamento condiviso con persone non dipendenti. Diciamo che circa un 20% degli utenti dei sistemi informativi sono non dipendenti dell'azienda. Noi abbiamo 8.000 dipendenti, quindi 8.000 account di persone, e 2.000 sono account di persone non dipendenti o convenzionate che comunque accedono per qualche motivo o con qualche profilo ai trattamenti aziendali o provinciali. Allora andiamo verso il cittadino e quindi questi sono i progetti, e vi parlo del progetto TREC, che è il progetto attraverso cui il cittadino entrerà e vedrà i suoi referti e vedrà il suo fascicolo. L'accesso verrà con la tessera, vabbè, cose, il 90% dei trentini ha la tessera col chip, quindi accederà per fine anno al fascicolo, che è sostanzialmente un sistema, una piattaforma, un'infrastruttura attraverso cui il cittadino accede ai propri documenti, non solo accede, ma può inserire documenti suoi fatti presso altre aziende sanitarie o all'estero, e potrà anche interagire in maniera attiva verso i professionisti del servizio sanitario provinciale. Quindi andiamo verso un sistema, diciamo pure, di social network e di superconnettività del cittadino dovunque sarà con la sanità, almeno trentina, poi forse anche veneta. Questo ci crea alcuni problemi, come il potenziamento, l'integrazione dei sistemi informativi. C'è una necessità di adeguamento continuo per la gestione del consenso, ma anche per applicare le regole e per far condividere le regole a tutti i soggetti del servizio sanitario, e questa è la cosa più importante, e sensibilizzare anche gli incaricati, quindi i medici e gli infermieri. Vabbè, il cittadino entra come soggetto attivo in tutti i processi della sanità e impatterà col farmacista, con il governo, con le case di riposo, con gli ospedali privati, con tutto il sistema. Sì. Il cittadino, secondo noi, anche per le segnalazioni che arrivano, ci arrivano 2 o 3 segnalazioni al mese di utilizzi non corretti
del sistema, perché avendo tanti soggetti ci sono anche utilizzi incongrui o impropri. Quindi la percezione è che il cittadino dia il consenso, nella maggior parte dei casi è un consenso anche percepito, perché il cittadino percepisce, perché in ogni punto del Trentino dove fa un esame, un accesso, per esempio tutta la radiologia è in rete, per cui uno fa fare l'esame dovunque e dall'ortopedico successivamente si trova l'esame acceduto tranquillamente. Quindi la percezione del cittadino c'è, e anche che la percezione che i dati sanitari digitali sono in rete e sono fruibili quantomeno dai professionisti, fra un po' anche dai cittadini. Allora, per tornare al problema di prima del fascicolo, stiamo definendo qui un'informativa, un consenso specifico per questo progetto TREC, che è l'accesso lato cittadino, e anche qui avremo un consenso per il pregresso, perché il pregresso non sempre aveva espresso un consenso, quindi noi abbiamo cose ante 2005, 4, 3, 8, insomma un po' di tutto. C'è una ricognizione, una normativa per la parte fascicolo che dovrebbe fare la provincia o la regione, e stiamo facendo degli audit verso i responsabili esterni, perché abbiamo trovato che tanti, soprattutto adesso che daremo l'accesso al cittadino, non tutti i soggetti accreditati acquisiscono il consenso, anzi, non tutti, è un eufemismo, insomma. E quindi dovremo fare formazione verso i contitolari, verso gli accreditati, e quindi un bel lavoro anche per il 2012 e così avanti. Poi faremo stress test, penetration test, perché quando apriamo al cittadino avremo qualche... La cosa più importante è la comunicazione, quindi la formazione verso i dipendenti convenzionati e anche verso i cittadini. La cosa più importante è l'informativa sia chiara e che sia possibilmente completa o aggiornata nel tempo. E dopo, come dico, abbiamo le segnalazioni degli assistiti e le segnalazioni dei dipendenti. Come ieri abbiamo avuto, soprattutto le donne, insomma, si guardano fra di loro, insomma, le infermiere e anche qualche dottoressa guarda delle cose che non propriamente pertinenti, soprattutto fra colleghi dello stesso reparto. Vabbè, concludo. Allora, diciamo che è tutto in rete e quindi la cosa poi continuerà a crescere in maniera drammatica, anche gli accessi, vediamo che abbiamo degli aumenti incredibili degli accessi e dei volumi, e che la cosa probabilmente serve, in primis serve ai professionisti sanitari, ma penso che serva anche al cittadino. Il cittadino è sempre più competente e attivo nel processo. E ci sono dei problemi sulla privacy, per esempio la maggior parte dei dispositivi medici sono sostanzialmente inadeguati, si accede senza nessuna password, questa è la normalità. Però ci sono anche dei meccanismi di interoperabilità e degli standard e dei meccanismi anche abbastanza sicuri per fare queste cose, quindi noi siamo già in un processo di interconnessione completa fra tutti i professionisti, fra tutti i soggetti, e questo continuerà a aumentare. E deve essere chiaro per tutti i soggetti che entrano nel sistema che devono fare le cose con delle regole, e le regole devono essere condivise.